Eccoci di nuovo in diretta da studio, lo spazio dedicato all'approfondimento dei temi sindacali in compagnia della CGIL. Oggi grazie alla presenza qui in studio di Deborah Marcon, che saluto e ringrazio. Bentrovata Deborah, buongiorno. Segretaria generale del Sunia di Treviso, parliamo del tema casa. Dicevo in premessa, annunciando questa trasmissione di oggi, vi ricordo tra l'altro da casa che potete telefonare per sottoporre eventuali quesiti alla nostra Deborah. Ecco, dicevo, tema estremamente caldo purtroppo. Quello della casa, anche in un territorio ricco, diciamocelo pure, come quello veneto, come quello trevigiano, eppure è una delle nuove emergenze, ahimè, di questi anni. Allora, il tema di questa trasmissione è incentrato su disdette, decadenze, affitti in libero mercato, Deborah, con uno scenario che non è incoraggiante. Molte case vuote, mercati statici purtroppo e tante persone che cercano con tutte le condizioni del caso un'abitazione e non riescono. Ne parliamo spesso, facciamo un po' il punto della situazione. Sì, fondamentalmente perché i mercati statici? Perché solitamente chi non trovava affitti si riversava sui mercati degli acquisti, oppure anche viceversa, uno non aveva abbastanza soldi per comprare subito, diceva magari mi faccio un periodo di affitto e intanto metto via qualcosa. Adesso purtroppo noi rileviamo, almeno dal nostro osservatorio, problemi in tutti e due i mercati. Per quanto riguarda il mercato degli affitti, fondamentalmente non si trova nulla sotto gli 800 euro in quasi tutta la provincia. Gli appartamenti tra l'altro possono essere anche molto vetusti, quindi neanche meritare, fra virgolette, il prezzo che si va a richiedere, perché oltre al prezzo dell'affitto non bisogna dimenticare che ci sono le utenze, gli oneri di condominio e tutte spese che devono rientrare in un budget familiare che non tutti si possono permettere. Per quanto riguarda il mercato delle vendite invece abbiamo comunque delle banche che fanno ancora fatica a dare dei mutui e delle disponibilità per sostenere questi mutui e anche degli anticipi da dare che non tutte le persone purtroppo riescono a sostenere. A fronte di questo ci sono però un sacco di case vuote, quello sì, case vuote che possono essere lasciate lì per le ragioni più disparate, per esempio non penso sia ancora il momento di vendere, oppure cerco di metterlo in vendita ma non riesco a trovare un acquirente che mi paga quello che voglio, lo lascio chiuso perché vorrei metterlo in affitto ma ho paura che poi l'inquilino non mi paghi. Posso anche lasciarlo chiuso perché effettivamente io non credo sia una casa abitabile ma non ho i soldi per risistemarla. Tutte queste ragioni mi creano un quantitativo enorme di territorio consumato per abitazioni che però non danno risposta all'enorme sempre crescente richiesta di persone che hanno bisogno di un alloggio sia fisso, di lunga durata, sia anche però temporaneo. Ecco, allora, case vuote. Diciamo per quale motivo? Perché ci sono tante circostanze, no? Che fanno sì, ma vediamo, credo che chiunque di noi, anche solo correndo in strada con la macchina, i cartelli vendesi sono numerosissimi e spesso e volentieri però riguardano immobili che rischiano di essere fuori mercato e anche poco convenienti in qualche modo, no? E lo sono anche perché ormai le famiglie non sono più quelle di una volta, le famiglie di 5 persone non esistono praticamente più, esistono coppie, esistono famiglie con un figlio, forse 2, che magari una casa degli anni 90, anni 80, anni 90, una casa singola, magari lasciata libera da un anziano che se n'è andato, non sanno cosa farsene o comunque diventa una spesa esorbitante, no? Sì, infatti c'è anche quel problema che magari una persona da sola con un ottimo stipendio riesce anche in qualche maniera a poter far fronte ad alcune spese. Già nel momento in cui una famiglia, le spese che la famiglia deve sostenere sono enormi e mangiano buona parte delle entrate della famiglia. Pensare che sia necessario, si possa chiedere a queste famiglie che
sono magari anche piccole o anche che vogliono espandersi, vogliono effettivamente avere dei figli e quindi essere adatte alle case che effettivamente ci sono attorno e che sono messe in vendita. E c'è il problema che però non ci sono i soldi di partenza e spesso, se ci sono i soldi di partenza, magari non ci sono quelli per la ristrutturazione, perché nel momento in cui io sono una famiglia, voglio comprarmi finalmente una casa che sia mia, però mi trovo davanti a un mercato che mi offre case a 250.000 euro che devo praticamente buttare giù e ricostruire da capo, là diventa una cosa impossibile da sostenere per la famiglia e difficilmente affrontabile anche da chi effettivamente ha i soldi. Bisogna che ci sia magari una ditta edile che vuole fare un investimento di un certo tipo, può essere un ingegnere, un architetto che ha certi progetti per quell'area e allora magari i soldi per investire nella cosa li ha, ma i prezzi di partenza per comprare qualcosa che io poi alla fine è stato così poco mantenuto che devo per forza buttarlo giù, in tanti casi riescono a dissuadere persino ingegneri e ditte edili. Senta, una coppia giovane di adesso, lasciamo stare chi magari ha stipendi ottimi, stipendio medio, coppia di giovani, cosa trova sul mercato adesso? A mia conoscenza, adatta alle proprie esigenze, niente. Quasi niente. Nel senso che sì, c'è qualcosa di piccolo, però bisogna vedere appunto gli stipendi che queste persone hanno, perché devono essere in grado sia a pagare, devono essere in grado di pagare l'affitto, ma anche gli oneri di condominio, ma anche le spese, e se vogliono ingrandire la famiglia, poi qualsiasi cosa costa. Direi che è molto più facile che una famiglia riesca a formarsi se ha una famiglia solida, fra virgolette, dietro, che per esempio l'investimento iniziale lo fa la famiglia di origine. E allora a quel punto l'unica cosa è magari il mantenimento dell'affitto oppure il mantenimento degli oneri accessori, ma una parte degli investimenti iniziali li fa la famiglia di origine, perché tra l'altro attenzione, perché due giovani che magari hanno uno stipendio come minimo si vedranno richiedere che ci sia comunque la garanzia del genitore, quindi mettiamo anche caso che loro sentano di essere in grado di affrontare la spesa, siano in grado di sostenere sia la pressione che potrebbero avere dai rischi, sia proprio appunto le spese fisiche reali. Nel momento in cui firmano il contratto di sicuro dovranno subire l'umiliazione di dover chiamare i genitori a firmare come garanti, perché all'atto pratico la situazione attuale non dà garanzie né al locatore, ma vede garanzie nemmeno al locatario di riuscire a essere sempre precisi in tutte le scadenze. Basta una ditta che licenzia l'operaio oppure che decide per qualsiasi ragione di non pagare per un determinato periodo e là i conti cominciano a saltare. Ma questo perché adesso e non in passato? Allora, il refrain che questa è la prima generazione che guadagna meno della generazione precedente ce lo siamo già detti e raccontati. Non è sempre così, ma il lavoro precario di adesso, ecco. Ma questo per questo motivo qui, cioè perché i contratti sono meno stabili di una volta? Beh, quello di sicuro ha aiutato, però appunto che i contratti sono meno stabili di una volta è da un bel pezzo appunto che c'è. Quindi in realtà c'è anche un'altra serie di cose che sono andate a sommare. Prima di tutto il fatto che adesso esiste per i proprietari di un secondo immobile
un'altra possibilità, diciamo, di poter mettere a frutto quell'appartamento. Se prima l'alternativa era tenerlo chiuso, venderlo oppure darlo in affitto lungo o breve a chi ne aveva bisogno, diciamo, per uso abitativo, adesso possono tranquillamente approfittare delle strutture bed and breakfast oppure affitti brevi per metterlo a frutto in questa maniera. Inoltre c'è stato un picco di problematiche aggiuntive. Uno, quando c'è stato il Covid. A seguito del Covid e del blocco degli affitti, effettivamente molte persone che affittavano immobili si sono trovati nella situazione di pensare: sono rimasto io da solo con l'inquilino che mi occupa l'appartamento, nessuno mi paga, ho soltanto spese e non so cosa fare. Alcune di queste situazioni effettivamente si sono verificate, altre situazioni sono state alimentate anche da una carenza di informazioni e di, come si dice, agire proattivamente direttamente sulla questione. Per esempio, noi abbiamo avuto proprietari che hanno accordato una diminuzione in tempo di Covid agli inquilini, una diminuzione dell'affitto, ma non avendolo registrato questa diminuzione degli affitti, sono trovati a pagare le tasse sull'intero totale che avrebbero dovuto pagare, ma avrebbero dovuto ricevere, ma alla fine non era stato pagato. Quindi una disaffezione, un aumento dei problemi e dell'ansia che giustamente ha aumentato la diffidenza nell'affitto, nel dare in affitto, e ha anche accelerato quelle dicerie che fomentano fondamentalmente queste diffidenze. Infatti, per quanto sia vero che esistono inquilini che non pagano e che sono diciamo pessimi inquilini perché non trattano bene l'abitazione e cose del genere, è anche vero che questi non sono la totalità e assolutamente non sono la massima parte. È molto più facile che si trovi un buon inquilino che paga regolarmente e che nel momento in cui c'è un problema lo dice subito e cerca un accordo. L'idea che tutti gli inquilini sono cattivi non è effettivamente quella, ma quelle cose evidenti che sono successe durante il Covid hanno fomentato queste idee. Inoltre c'è stato un secondo tipo di problema, quello dei 2 anni in cui l'Istat è stato aumentato a 1000. Questo ha creato un aumento estremo dei prezzi di tutto, quindi creando già difficoltà alle famiglie per riuscire a pagare gli affitti, e persino i proprietari per riuscire a sostenere il proprio tenore di vita con l'affitto che ricevevano. E tutto questo si è andato a sommare anche con gli aumenti però anche degli scaglioni di affitto. Quindi nel momento in cui io vedo che tutto quanto attorno a me aumenta, per comprare il pane devo comprare di più, devo andare a prendere qualcosa, mi costa di più. Ovviamente come padrone di casa dico: posso anche chiedere di più all'affittuario, visto che c'è anche poca offerta di affitti, proprio per le questioni che dicevamo all'inizio. Ovviamente si può arrivare anche ad alte cifre, che adesso però lo stipendio, che non è stato invece aumentato a seguito dell'inflazione o di altri interventi correttivi, è rimasto sempre lo stesso. E poi c'è il super bonus, perché anche lì c'è stato uno tsunami, no? Alloggi che sono stati migliorati e ristrutturati grazie ai bonus che hanno spinto i proprietari a ricalcolare anche lì gli affitti. Sì, quello in realtà fra virgolette meno, nel senso che perlomeno se io ho un appartamento che prima non era congruo, diciamo, al poter essere affittato, ho approfittato del super bonus per renderlo idoneo, a quel punto, fra virgolette, dal punto di vista delle logiche di mercato, ho avuto un vantaggio. Ho avuto un vantaggio anche se io chiedo di più per un alloggio che però mi è finito in classe A, piuttosto che se io magari chiedo meno per un alloggio in classe F, che poi di riscaldamento e altro vado a spendere un sacco. Quindi dipende un attimo dalle situazioni. È però quello assolutamente vero
che ha creato molti problemi il superbonus per quanto riguarda le disdette. Infatti molte persone, in un periodo appunto in cui già noi cominciavamo a vedere meno offerte di affitti sul mercato, si sono visti ricevere la disdetta da parte del locatore, perché appunto lui voleva approfittare del superbonus e ristrutturare l'abitazione senza giustamente l'inquilino dentro. Tutte quelle persone che hanno ricevuto la disdetta hanno avuto problemi a trovare un altro appartamento, perché appunto tutti i proprietari che volevano approfittare del superbonus e ne approfittavano in quel momento avevano i lavori in corso e quindi non affittavano. Altre persone che invece non volevano usufruire del superbonus o non volevano mettere in affitto tenevano la casa chiusa. Quindi diciamo che si è inserito il superbonus in un periodo in cui già c'era carestia di affitti e ne ha creata maggiore. Adesso in teoria i lavori dovrebbero essere finiti, però non si sa quanti di questi immobili riattati per il superbonus poi davvero ritorneranno nel mercato degli affitti, perché tanti magari approfittano per venderli. Quindi bisognerà anche vedere effettivamente cosa poi ritornerà e in che condizioni ritornerà sul mercato, anche perché bisogna anche provare a capire il prezzo finale, perché se giustamente le case di ultima generazione o appena costruite o ristrutturate in maniera perfetta col superbonus mi arrivano a costare di affitto mensile 1.200 euro, se torniamo all'esempio della famiglia di prima, io gli stipendi medi che vedo per dei giovani che vogliono cominciare la loro carriera, la loro vita, sono sugli 800 euro, quindi in due mi fanno 1.600, se 1.200 sono soltanto di affitto non è una cifra affrontabile in nessuna maniera. Mamma mia, come sono schizzati però, no? I costi di questi affitti. Però se io vado a vedere il resto del mondo, più o meno non è che siamo a livelli tanto... Ma parliamo del resto del mondo, in che senso? Del resto del mondo, proprio nel resto del mondo si prova ad andare a vedere quanto costano gli affitti, ma anche in America. Sì, vabbè, ma gli stipendi non sono paragonabili. E quello è il problema fondamentale, che a fronte di un rincaro enorme degli affitti, noi non abbiamo avuto un aumento altrettanto ampio degli stipendi. Se tutti quanti riuscissero a prendere per esempio quei 1.600 che è il minimo che si può offrire per esempio in Francia, una spesa di 1.000 euro, non dico che può essere sostenibile, però fa meno effetto che dire scusa mi stai chiedendo più di affitto di quello che prendo io di stipendio. Certamente. Allora Deborah, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi torniamo a parlare di affitti, di casa e vediamo se c'è magari qualche consiglio anche da dare. A tra poco. Su una decina d'alloggi nel comune di Treviso abbiamo avuto più di 100 domande, quindi è importante la risposta, però resta il rammarico di non poter dare la risposta a tutte quelle famiglie. La casa alla fine l'ha ottenuta una famiglia su 10. A bando chiuso resta il rammarico di non aver potuto aiutare tutti. Se il numero degli alloggi da mettere a disposizione non è variato negli anni, a cambiare, crescendo, è il numero di famiglie che non ce la fa a pagare un affitto. È sicuramente un assalto alla casa sia per l'ERP che per il non ERP. La graduatoria edilizia residenziale pubblica conta invece 800 domande in coda, ad oggi le assegnazioni evase sono 200. Quello che manca nell'ERP oggi sono gli alloggi grandi, perché le richieste principali sono di 2-3 camere, ma quelli là sono i primi ad essere stati utilizzati. Procedono intanto i lavori a Monigo, dove sono in costruzione 2 nuovi fabbricati, disponibilità che sarà raddoppiata con altri 32 alloggi già a progetto. Ultimati anche i lavori al Biscione che permetteranno
permetteranno di ridurre le bollette degli inquilini grazie ai nuovi impianti fotovoltaici. Ogni scala ha un impianto di 20 kW fornito di batterie e pompe di calore. Questo andrà a ridurre in maniera importante le spese condominiali, che tante volte sono la partenza per insolventi e per problemi degli affittuari, e nello stesso tempo siamo andati a rirendere appetibili degli appartamenti che oggi andremo a sistemare, visto che hanno un'efficienza energetica sicuramente migliore. Eccoci qua, torniamo in diretta, spazio dedicato alla CGIL con Deborah Marcon del SUNIA, quindi il sindacato inquilini. Abbiamo sentito le parole di Mauro D'Alzilio, che è presidente dell'Ater, che ci ha fatto anche lui dal suo punto di vista un quadro abbastanza complicato, no? Abbiamo sentito solo nella città di Treviso, erano una quindicina tra Treviso e l'Interland, solo a Treviso 10 alloggi, 100 richieste. È lo specchio di quello che dicevamo. Sì, infatti ovviamente Treviso ha più richieste perché è capoluogo ed è anche quello con più disponibilità di alloggi. Però effettivamente se noi andiamo a vedere tutti quanti i bandi provinciali sono continuamente presi d'assalto, sia dai propri residenti sia da chi abita nei comuni limitrofi. Infatti non tutti i comuni hanno case popolari perché le hanno dismesse oppure non le hanno mai avute, e quindi chi si trova in difficoltà all'interno di alcuni comuni può soltanto andare a fare riferimento ai comuni limitrofi. Adesso che non ci sono vincoli di residenza o di dove lavoro per poter fare richiesta, ogni bando è, fra virgolette, preso d'assalto perché ognuno spera di poter avere un alloggio di qualche tipo. Infatti il presidente D'Alzilio parlava che mancano sia gli alloggi ERP sia i non ERP, quindi sia quelli per le famiglie in difficoltà che fisicamente non potevano permettersi il libero mercato neanche prima, ma anche tutte quelle fasce medio-basse che invece tranquillamente 500 euro li possono pagare, però si trovano davanti a un mercato che l'offerta a 400-500 euro non la offre, e quindi si darebbe per scontato che dove non arriva il mercato arrivi il pubblico, cosa che però non è stata pensata fino ad ora. O quantomeno nelle premesse iniziali era stata pensata e poi non ha funzionato, un po' perché sono rimasti dentro per sempre inquilini, che è comprensibile, no? Che è la casa di una vita anche per degli anziani, anche per delle persone di una certa età, però non erano stati pensati per quello, insomma. Poi sappiamo che anche gli alloggi, perché è diventato tutto un po' emergenza, in realtà non doveva essere così. L'edilizia popolare, per permettere ai ragazzi di farsi una vita, uscire di casa, crearsi una famiglia auspicabilmente e cercare di invertire la rotta di questo disastro demografico che stiamo vivendo, non è andata così. Ma è vero che avete addirittura giovani coppie con bambini che tornano a casa dai genitori? Sì. Sì, abbiamo avuti sia con bambini sia anche senza, che appunto si erano presi la casa in affitto perché speravano di poter cominciare la loro famiglia, e prima di poterlo fare sono dovuti tornare ai genitori perché fisicamente, per tutta una serie di ragioni, non era più sostenibile né la spesa, o anche semplicemente magari non era sostenibile per i bambini piccoli vivere in alcune situazioni eccessivamente precarie dal punto di vista delle manutenzioni straordinarie, ma altre alternative in mercato non c'erano, e quindi ovviamente la soluzione era tornare dai genitori perché perlomeno i bambini avevano un tetto salubre sopra la testa. Quindi abbiamo detto che i genitori, ipotizziamo anziani ma magari anche no, perché la gente che sta ancora lavorando, visto adesso il prolungamento dell'età pensionabile, questo sarebbe un altro capitolo. Quindi costretti a presentare le referenze al momento dell'affitto, non parliamo del mutuo, costretti a fare i babysitter perché strutture per sti figli non ce ne sono, per sti nipotini, eppure a riprendersi i figli a casa. Sì, e attenzione perché non sono figli che, in quasi tutti i casi che abbiamo visto noi, non sono figli che volevano arrivare a questo punto, sono figli che volevano iniziare la loro vita, volevano essere autonomi e vedono
il dover chiedere le garanzie ai genitori, dover chiedere la possibilità ai genitori di tenergli i figli, dover chiedere ai genitori di dargli un posto fino a che non trovano un'altra abitazione, per loro è una sconfitta. È per questo che addirittura famiglie con figli emigrano, perché cercano magari in un altro paese riesco a trovare una situazione migliore. Nel momento in cui io non vengo pagato adeguatamente per poter mantenere quello che mi si chiede di fare, cioè mi si chiede di mantenere un affitto, mi si chiede di pagare le bollette, mi si chiede di pagare gli oneri di condominio, mi si chiede di pagare una babysitter se voglio il figlio, oppure se devo pagare i privati perché non c'è niente di pubblico che sia a canone agevolato. Nel momento in cui io tutte quante queste spese e quanto io vengo pagato è a un livello che non è in grado di sostenere queste richieste che mi vengono da come è imposto il mercato nella società, ma è ovvio che la famiglia non si fa, oppure si fa soltanto un figlio, è ovvio che i ragazzi ritornano dai genitori o sono costretti a chiedere ai genitori di magari costruirgli la casa vicino in maniera tale da poter perlomeno non pagare l'affitto, anche se devono pagare tutto il resto, sono costretti a scappare. Sono costretti a scappare, però attenzione, venendo accolti da paesi più furbi del nostro. Ah beh sì, ma infatti... Perché il materiale umano è conteso ormai, sì, o no? Specialmente per quanto riguarda le alte formazioni. Molto spesso viene considerato di alto livello la formazione che viene data in Italia e quindi viene riconosciuta e retribuita adeguatamente nei paesi stranieri. Noi abbiamo assistito casi in cui un operaio si era messo d'impegno per diventare operario specializzato, non gli è stato riconosciuto l'aumento di stipendio adeguato all'enorme avanzamento di manualità, di competenze che aveva ricevuto, quindi non appena potuto giustamente è andato altrove. E questo è abbastanza Almeno comprensibile, insomma. Lui perché ha potuto? Perché è riuscito a trovare un'area in cui effettivamente è riuscito a trovare un'abitazione. Noi abbiamo molte persone che vorrebbero fare questi passaggi, fra virgolette, di livello per avere il loro avanzamento, la loro cultura, la loro abilità riconosciuta anche a livello economico, ma sono costretti a rimanere dove si trovano perché dalle altre parti non trovano un alloggio che sia ad un prezzo che loro riescano a mantenere. Stessa cosa, però attenzione, funziona anche al contrario, anche da noi non arrivano persone di cui noi avremo bisogno perché non abbiamo case da offrirgli. Certamente, poi io lo dico sempre questo, ma non perché fare i figli sia un obbligo, lungi da me pensare una cosa del genere, però un paese che ha fatto dei figli un'opzione da cancellare dalla lista si deve fare degli interrogativi. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego signora, chi è e da dove chiama? Io sono da San Bonifacio. È un signore forse, non avevo sentito bene la voce, ci dica. Sono da San Bonifacio. Sì, prego, ha una domanda da porre a Deborah? Sì, sono 78 anni. Sì. Sono 78 anni. Sono operato da cuore, sono operato da colon, Sì. sono operato da polmone. E abito in quarto piano senza assessore. Ecco. Mi fate un piacere, mi date un mano per trovare una casa abitata, il primo piano, non lo so, perché è una casa piccola, perché io vivo da solo. E non riesce a trovare una casa che le sia più comoda? No, non riesco a trovare una casa. Ma perché costano troppo? Perché non ce ne sono? Ma perché costano troppo? Ma anche cosa se io sono pensionato? Certo. Grazie mille, Sa. Adesso cerchiamo di capire anche questo tema qua, questo ambito qua, perché poi c'è anche questo, una popolazione che invecchia, lo dicevamo prima, case non più adeguate e persone che si isolano necessariamente. E purtroppo qual è il problema? L'unica soluzione sono i servizi sociali, che tutto dipende dal servizio sociale se funziona o se non funziona, perché noi conosciamo in tutta la provincia molti servizi sociali che
non appena hanno la segnalazione, fanno davvero di tutto per poter agevolare le persone in difficoltà. Addirittura nel momento in cui escono i bandi sono i servizi sociali che chiamano le persone per dire: guarda che adesso è uscito il bando, se passi da noi te lo possiamo fare e vediamo se riesci ad entrare in graduatoria. Ci sono servizi sociali che si sono attivati proprio con dei conoscenti che giravano intorno al comune per trovare delle case a disposizione e convincere le persone che non volevano affittare a dare una possibilità a una serie di persone che loro sapevano potevano pagare. Purtroppo ci sono anche servizi sociali, quello bisogna dirlo, che invece non si comportano alla stessa maniera. Però a quel punto bisogna ricordarsi che il riferimento ultimo è sempre il sindaco. E quindi nel momento in cui io ho difficoltà non devo avere paura del comune, perché il comune è quell'elemento dello stato di prossimità a cui io mi devo riferire per avere un aiuto economico se non riesco a pagare l'affitto, avere un aiuto economico se non riesco a pagare le bollette, provare ad avere un aiuto per compilare i moduli e mandarli via per fare la richiesta di case in ERP. Ovviamente qual è il problema dei comuni? Che gli hanno tagliato i fondi. Quindi è molto facile che la prima risposta di un comune sia no. Non ho i soldi. Però non dobbiamo ricordarci, cioè non dobbiamo dimenticarci che è fondamentale fare rete e fare squadra, e questo vale per gli inquilini, per gli assegnatari e anche per i comuni. I comuni non devono essere da soli con i loro cittadini a provare a risolvere tutti quanti i problemi. C'è la possibilità, e paradossalmente la legge regionale per esempio ha favorito la creazione di questa rete per provare a mettere in rete i problemi e le soluzioni. Dove si crede che questa cosa non sia possibile, si possono fare tavoli di lavoro, e non dico con noi sindacati che spesso siamo considerati brutti e cattivi, però mettendo insieme sindacati della proprietà, sindacati dell'inquilinato, ma anche aziende edili, qualcuno che vuole una progettualità, qualcuno che ha a disposizione case per esempio, qualcuno che magari ha a disposizione dei fondi e li vuole investire. Si può parlare, si può agire, e secondo me si deve agire, perché nel momento in cui a Roma si parla di un piano casa e quel piano casa non esiste perché non hanno fatto niente se non dare il consenso di diminuire le metrature, cosa che creerà ancora più problemi per quello che diceva per esempio prima il Presidente D'Azeglio, perché loro hanno richieste per appartamenti per nuclei familiari di minimo 3-4 persone e hanno soltanto monolocali. E nel libero mercato la cosa sarà ancora più problematica, perché se faccio dei loculi in affitto, come sta già succedendo in altre regioni d'Italia, che davvero sono grandi come loculi e vengono affittati come monolocali, davvero non riusciremo ma neanche a immaginare che ci possa essere una coppia che va a vivere insieme. No, no, certo, ma neanche un futuro, ripeto, per sto paese, perché poi se il modello di famiglia che si sponsorizza di una o due persone, finisce lì il ragionamento, no? Senta, ma domanda un po' provocatoria, ma guardando all'altra parte della barricata, diciamo, perché sempre chiacchierando anche col presidente D'Azeglio l'altro giorno emergeva un altro aspetto, ma ha accennato anche lei prima. Sono stati poco tutelati quelli che affittano gli appartamenti, quelli che li mettono a disposizione, secondo lei, in questi anni? Secondo me è mancata davvero tanto l'informazione, in primo luogo, nel senso che noi abbiamo intercettato delle situazioni in cui effettivamente il proprietario, avendo avuto 2 informazioni in più, si sarebbe potuto risparmiare un sacco di problemi, ma anche semplicemente, attenzione, avere dei vantaggi fiscali maggiori di quelli che riteneva di poter avere. Perché noi abbiamo avuto un sacco di inquilini che vengono da noi e il proprietario però ogni volta si lamenta che paga un sacco di tasse e quindi mi vuole aumentare l'affitto. Andiamo a vedere, è un 4+4 che
è diciamo quello meno conveniente sul mercato. Facendo un altro tipo di contratto, il proprietario tutte quelle tasse di cui si stava lamentando con l'inquilino e che voleva, fra virgolette, far pagare all'inquilino, non facendogli la manutenzione straordinaria oppure chiedendogli un aumento d'affitto, le avrebbe potute tranquillamente risparmiare. Quindi in tanti casi davvero basta l'informazione, anche il fatto di quando agire e come agire, cercare la trattativa con l'inquilino, riferirsi ai sindacati dei proprietari se ci sta un problema, perché il primo passaggio non è mandare una lettera di sfratto all'inquilino quando ci sono problemi, il primo passaggio è andare proprietario dei sindacati proprietari, l'inquilino dei sindacati inquilini e provare a capire se ne possiamo venire fuori senza aggravare le due parti, perché le spese per un processo sono di tutte e due le parti, di ulteriori spese e di ulteriori fatiche, perché magari si può trovare una soluzione che permette addirittura di liberare l'immobile e di diminuire le spese molto ma molto più velocemente di un qualsiasi processo giudiziario. Quindi secondo me davvero tanto dipende dalle informazioni che hanno i proprietari e dalle informazioni che hanno gli inquilini. Tra l'altro in altri ambiti mi viene in mente, ho questa illuminazione, no? La cosiddetta giustizia riparativa o comunque la giustizia, diciamo quella che tende a dirimere i conflitti prima di arrivare nelle aule giudiziarie, potrebbe essere interessante anche nel vostro ambito, no? Se ne fa un gran parlare a livello scolastico in questo momento, ma in realtà in tanti, ed è entrata ormai anche nei tribunali, perché in realtà ci sono dei tentativi di avvocati di passare per quel canale lì, però forse è interessante effettivamente anche nel vostro ambito, proprio perché i conflitti saranno sempre di più, proprio per la necessità di casa che c'è. Sì, in parte diciamo che questa cosa è stata implementata a livello legislativo per quanto riguarda i modelli dei contratti di affitto che sono diventati obbligatori per i contratti agevolati nel 2017. Lì effettivamente c'è proprio un articolo del modello che dice: prima di andare in giudizio tu proprietario riferisciti al sindacato proprietari, tu inquilino riferisciti al sindacato inquilini e vedete di non ingombrare le aule di tribunale. Sì, di tentare una conciliazione. Esatto, certo. Giusto per riassumere. Qual è però la nostra esperienza, non soltanto la nostra come sindacato inquilini, ma anche quella dei colleghi in questi anni, diciamo dal 2017 ad oggi? Penso che noi ne abbiamo viste due che non sono andate a buon fine, perché nel momento in cui io semplicemente intervengo su una questione come sindacato, io solitamente mando la raccomandato, la PEC alla controparte e chiedo: scusa, possiamo intavolare una trattativa? In quel momento, se mi risponde la controparte attraverso un sindacato proprietario, attraverso un avvocato o da solo, vuol dire che vuole intavolare una trattativa, e allora già facciamo quel lavoro, diciamo, fuori dalle aule di tribunale, di provare a trovare un accordo senza problemi. Nel momento in cui io arrivo al livello tale per cui devo mandare la richiesta formale di attivazione dell'articolo 14, giustamente vuol dire che ho già fallito la parte precedente. Se mi ha risposto picche prima, molto probabilmente mi risponde picche anche dopo. Quindi non è facile, diciamo come che percorso. è stato utile, perché perlomeno c'è scritto nel contratto, e quindi se anche a qualcuno non viene in mente che c'è quella possibilità, adesso vedendola scritta effettivamente è una cosa che può entrare nell'idea comune, però all'atto pratico diciamo che o si vuole trattare e quindi ci troviamo davanti a un proprietario e un inquilino che vogliono davvero trovare un accordo e una soluzione, oppure è difficile, diciamo, venirne fuori dalle aule giudiziarie. Sì, anche perché comunque poi si discute di diritti, si discute di soldi, si discute di tante cose, per cui non è semplice. Senta, il risultato di tutti questi scenari che abbiamo tracciato è che c'è sempre maggior richiesta di abitazioni di emergenza abitativa o di case popolari. Anche in questo senso, come sta andando? Ci sono sempre più persone davvero in difficoltà che devono ricorrere a questi strumenti? Ci sono molte persone che sono davvero in difficoltà perché per tutta una serie di ragioni. Per esempio molti che davvero hanno bisogno di ERP, ma anche di sostegno proprio dei servizi sociali
molto importante sono per esempio gli anziani in situazioni di marginalità e che prendono delle pensioni molto basse e quindi sono praticamente da soli, isolati, con un affitto che poco riescono con quel poco dovrebbero riuscire a pagare tutto. Ci sono situazioni in cui le persone sono disabili e magari non sono più riuscite a rimettersi nel mercato, ma perché fisicamente non ce la fanno più, magari hanno avuto un infortunio sul lavoro. Certo. E adesso si trovano fondamentalmente soltanto con la pensione di invalidità, che non è sufficiente in alcuni casi neanche per pagare l'alloggio di Atter, perché l'alloggio di Atter ha il canone calmierato su quello che effettivamente io ho di ISEE, ma le spese condominiali sono le spese condominiali del caseggiato e quindi o è stata fatta un'opera in cui praticamente non si paga niente di spese di utenze e di altro, oppure possiamo arrivare anche a 400 euro al mese tranquillamente di oneri accessori che vanno pagati con delle pensioni da 200 euro. Ci sono dei nuclei molto numerosi in cui lavora soltanto il padre e allora magari abbiamo uno stipendio da 1.200, però ci sono 4 figli e una moglie che magari è anche invalida. Quindi ci sono davvero situazioni che hanno ancora molto bisogno di ERP. Il problema è che continua in maniera davvero enorme ad aumentare tutte quelle situazioni, diciamo, da ceto medio che a noi non avevano mai dato problemi, nel senso che magari si veniva per una consulenza di uscita o di altro, ma il problema non era non riesco a trovare la casa. Adesso anche pensionati con buone pensioni, anche famiglie con però della serie che non stiamo parlando appunto, come dicevamo prima, di 800 euro al mese, ma con dei buoni stipendi, anche nuclei che non hanno ancora figli, non si trova niente. Oppure anche dei nuclei, diciamo, autoformatisi che magari sono marito e moglie da una parte, che però vivono insieme a un altro marito e moglie e il figlio. Sono sempre stati insieme, sono sempre riusciti a darsi una mano a vicenda anche per l'accudimento della minore, eccetera, eccetera, e con l'aiuto per le bollette e tutto quanto. Nel momento in cui io vado sul mercato a cercare una famiglia di una casa, un appartamento che possa tenermi 5 persone, io non trovo niente, fondamentalmente. Mamma mia. E poi c'è tutto il tema del turismo, perché anche i nostri territori, non solo Venezia, non solo i centri deputati storicamente, no, al turismo, ma anche le altre città, vediamo anche su Treviso, il convertire le abitazioni ad affittanze turistiche anche qui creerà necessariamente dei problemi, o no? Sì, perché giustamente nel momento in cui io ritengo di avere un immobile che posso mettere a rendita, un conto è faccio pagare, che ne so, 500 euro per una settimana a qualcuno e allora nel giro di un mese ho 500, 500, 500 e 500. Un altro conto è trovare qualcuno che mi paghi magari 2000 euro al mese. Nel momento in cui io ho l'idea di una rendita che io voglio ottenere da quell'immobile, è più facile ottenerla attraverso l'affittanza turistica piuttosto che con un'occupazione di medio-lungo periodo, anche perché poi quello rende chi offre l'abitazione più sicuro, almeno in linea teorica, dal punto di vista, questo qua è qua in ferie, quindi poi mi libera l'appartamento. Invece lo do in affitto, non so cosa succede. Anche lì può essere anche una cosa che è avvenuta e può essere una cosa che effettivamente sta avvenendo adesso molto più spesso perché non ci sono altre case dove andare, però nel momento in cui io lascio il mercato in mano alle persone, diciamo, che decidono le loro convenienze, io comunque dall'altra parte ho gli inquilini che hanno bisogno di un'abitazione, quindi voglio lasciare la possibilità
a chi ha una seconda casa di operare in questa maniera, perché giustamente io gli ho dato la possibilità di cercare il massimo profitto, è così che funziona il mercato. Sì. Io però a quel punto come Stato devo riconoscere che pensavo che il mercato potesse assorbire una richiesta di case, io Stato devo riconoscere che questa cosa non è più così e devo intervenire e fare, come diceva anche il Presidente D'Azeglio, più case in ERP per chi non poteva stare neanche prima nel libero mercato e più case fuori ERP, perché altrimenti io queste persone non so dove mandarle fisicamente. Ad alcuni nuclei non serve una casa di proprietà, quindi comprare non è la soluzione. Se io sono un professore che mi hanno assegnato a Santa Lucia di Piave per 6 mesi, non mi vado a comprare la casa a Santa Lucia, me l'affitto per 6 mesi e nel momento in cui io non trovo neanche la casa in affitto, magari mi do malato per rimanere a casa mia e non dover pagare anche lì 1.000 euro di bed and breakfast. Sì, ma poi è tutto un effetto domino, Certo. no? Certamente. Ma poi prima, tornando ai costi degli affitti, no? Vediamo se c'è una telefonata. No. Stiamo provando solo i segnali dalla regia. E anche lì diceva, no, i costi degli affitti, 1.200 euro di cui mi parlava prima, non stiamo parlando di Piazza dei Signori a Treviso, vero? Cioè ci sono anche ormai un po' dappertutto, anche in comuni impensabili, costi del genere, ma perché le case sono incredibilmente performanti o perché ci si prova semplicemente? Ma oggettivamente io ho una casa in discrete condizioni, grande, so che sul mercato non c'è niente. Anche con l'affitto più agevolato posso tranquillamente arrivare a quella cifra, non esiste nulla che impedisca al privato di dire perché non posso chiederlo se posso chiederlo. Nel senso che proprio il mercato funziona che io ho una merce, quella merce è molto richiesta, faccio il prezzo che voglio fino a che io ritengo di riuscire a ricavarne qualcosa, certo. Certamente. Senta, allora visto che l'autunno è appena iniziato, che autunno e inverno si vede davanti, voi che siete un front office alla fine rispetto a questa tematica? No, noi l'inverno lo vediamo abbastanza problematico perché specialmente per quanto riguarda la carenza estrema di manutenzioni straordinarie in molti ambiti, sia pubblico sia privato, e essendoci state delle piogge molto forti e molto devastanti che hanno causato un sacco di problemi in un sacco di case e condomini, io poi mi aspetto che quando arriverà l'inverno tutto quello che non si è voluto sistemare prima esploda fondamentalmente perché l'acqua diventa ghiaccio e la necessità di trovare locazioni alternative diventerà sempre più alta nel momento in cui non si riesce più a rimanere in quelle abitazioni e già adesso siamo senza. Che c'era un'emergenza casa, noi lo diciamo da credo almeno 10 anni. Adesso quando noi sentiamo parlare di emergenza casa diciamo adesso non è l'emergenza, adesso è finita. Nel senso che in un'emergenza puoi comunque avere abbastanza tempo per attivarti e risolverlo. Adesso o si crea qualcosa che ha una soluzione più o meno praticabile, non dico che sia già conclusa, ma la prossima settimana o qua si andrà sempre peggio fino a che poi ovviamente ognuno trarrà, immagino, le proprie conseguenze. Certo, per cui il messaggio è forte e chiaro. Allora, grazie a Deborah Marcon per questo quadro. Deborah che è segretaria generale del Sunia di Treviso, un ruolo abbiamo capito piuttosto delicato purtroppo in questo momento. Buon lavoro per quello che si può fare. Io come sempre ringrazio in regia Alessandro Granziera e Fabio Fagliero. Spazio dedicato ai temi sindacali alla CGIL, alla casa oggi che termina qui. Vi ricordo a seguire la pellicola I due nemici. Grazie a tutti e un buon pomeriggio, arrivederci.